Rieccoci insieme, stiamo sempre parlando con il Presidente Santocorno Camera di Commercio di Padova, Sergio Taurino, Presidente ADOC, e Antonio Bressa, assessore alle attività produttive del Comune di Padova con delega al consumerismo, all'associazione di consumatori. Allora, un ruolo importantissimo perché voi siete vicini ai cittadini, ma supportate in questo caso le associazioni dei consumatori che, poverini, non si danno tanto da fare, però dalle messaggi che abbiamo ricevuto, dalle mail, un po' di ringraziamento, di farli venire in trasmissione, non sono poi così conosciute, cioè sono conosciute però sottovalutate, forse perché rispetto ad altre realtà del nord Europa hanno un minor potere. Quindi il fatto che voi come assessorato comunale abbiate supportato questa iniziativa è molto importante. Cosa ne pensa? Sì, noi diciamo che ci dobbiamo impegnare a far conoscere la professionalità, mi verrebbe da dire, che viene messa in campo in particolare delle associazioni dei consumatori, non avendo la storia che hanno altri stati europei rispetto al codice dei consumatori, esatto, al ruolo di queste associazioni. Noi abbiamo più una storia legata ai sindacati considerati, diciamo, nella loro accezione tradizionale, e poi nel corso degli anni fortunatamente anche in Italia è cresciuta con forza la presenza delle associazioni di consumatori. E noi, rispetto alla situazione che si è creata nel corso degli ultimi mesi, con le difficoltà che i cittadini hanno riscontrato sempre di più, cittadini che hanno il Comune come istituzione più vicina e quindi normalmente vanno sul sito del Comune, Padova.net, chiamano l'URP, il nostro ufficio relazioni col pubblico, si presentano in portineria, chiedono una mano. Però allora, sono i più attivi, sono quelli più... certo, e purtroppo noi allora abbiamo sentito silenti. l'esigenza di costituire una rete. Fortunatamente abbiamo una delega specifica alla tutela dei consumatori, perché il sindaco Giordani ci ha sempre tenuto che ci fosse un assessore competente. Mi ha chiesto, insomma sono onorato di questo, di occuparmene, e ho pensato che la cosa migliore era proprio quella di creare un'alleanza, una rete forte tra le istituzioni, quindi con la Camera di Commercio, che ha creduto in primis in questa progettualità, e con le associazioni dei consumatori. Quindi il cittadino che si rivolge al Comune trova una serie di informazioni rispetto agli sportelli che gratuitamente, quantomeno per le prime consulenze, le associazioni dei consumatori mettono in campo, e quindi riusciamo appunto a essere utili con le informazioni necessarie e far sì che quindi il Comune si faccia in primis promotore di questa presenza di associazioni, di queste professionalità che in un momento anche in cui le persone sono disorientate possono essere veramente importanti. Si legge il contratto, si guarda quali sono le offerte, non è detto che per forza... Quindi avete anche voi un ruolo attivo? Sì, nel diciamo, raccogliere le istanze e nel poi girarle alle associazioni dei consumatori. Poi sono le associazioni dei consumatori con i loro professionisti che fanno questo lavoro di verifica dei contratti, delle offerte, di consulenza rispetto ai cittadini che appunto si trovano in una situazione di disorientamento spesso, perché ci vogliono delle competenze giuridiche importanti, delle competenze economiche importanti, e allora dobbiamo essere forti, diciamo, di una rete territoriale, di un senso di squadra, di un senso di comunità. Come una volta i lavoratori, o come anche oggi i lavoratori, sono fortemente uniti attraverso i sindacati, noi cittadini consumatori abbiamo bisogno di queste associazioni per farci forza insieme, dobbiamo iscriverci a queste associazioni perché poi ne abbiamo bisogno, ogni giorno di più siamo cittadini consumatori che attraverso internet, attraverso le 1000 offerte che ci vediamo di fronte, abbiamo bisogno di soggetti che ci aiutino ad orientarci e soprattutto evitare situazioni di frodi, o anche se non si tratta di frodi, di situazioni in cui quelle conoscenze che ci possono essere fornite dalle associazioni ci permettono di fare la scelta più conveniente. Certo, quindi sbagliare in un momento di normalità può costare qualche euro in più, ma sbagliare in un momento di inflazione così importante può diventare qualcosa che va a determinare un forte disagio economico delle famiglie. Lei come assessore normalmente si relaziona con le associazioni di categoria che in un modo o nell'altro manifestano le eventuali problematiche oppure assensi, fanno proposte relativamente a iniziative che nell'ambito delle competenze del Comune possono essere prese, o il Comune si può far portavoce per quel che riguarda le istituzioni invece regionali dove questo è possibile. Avere un'associazione di consumatori che magari vi presenta o unite delle istanze dei cittadini relative alle problematiche del territorio, a lei come assessore, è mai capitato, e potrebbe questa essere una cosa anche
diversa però interessante, perché il cittadino da solo, salvo i soliti facinorosi, soprattutto nella realtà per esempio di Padova, non si muove, cioè lamenta ma in separata sede, ma non lo dice mai palesemente, però magari attraverso un ente intermedio, quale può essere un'associazione di consumatori, come fa un'associazione di categoria, può essere che questo lo possa fare. Potrebbe tornare utile in un'amministrazione comunale questo tipo di azione? Sì, assolutamente, e io penso che le amministrazioni comunali debbano avere la sensibilità di affiancare le associazioni dei consumatori nel proporre anche delle modifiche normative, piuttosto che andare a fare delle analisi e degli approfondimenti sui temi che emergono, anche quando bisogna rivolgersi ad altre istituzioni, che può essere la Regione, che può essere lo Stato stesso, magari noi ci possiamo appoggiare anche all'ANCI in questo senso, che è l'associazione dei comuni, o nei confronti anche delle società partecipate, quelle che erogano servizi pubblici, e allora noi con loro, con la loro competenza tecnica, ma anche con la nostra forza politica, possiamo esercitare quel livello di pressione, di moral suasion, direbbero gli inglesi, che ci permette di essere incisivi magari nel chiedere di cambiare delle pratiche che non sono del tutto allineate, diciamo, all'esigenza del cittadino e alla convenienza soprattutto del cittadino. Per cui in questo senso io penso che un'alleanza di questo tipo deve mantenersi salda, con istanze da proporre anche a soggetti che anche sono perché loro sono sovraordinati tranquilli, sono bravi, non sono quelli cattivi, no? Non sono associazioni feroci. No, beh Elena, scusami se posso intervenire, l'assessore ha proprio messo il dito proprio nel punto giusto. Il discorso delle partecipate e delle nostre competenze, parlo delle partecipate, parlo dell'energia, potrei parlarti dell'acqua, della luce, del gas. Noi proprio siamo in prima linea nel poter stabilire delle regole, innanzitutto la moral suasion, per carità, ma anche delle regole nell'approccio anche delle aziende nei confronti del cittadino consumatore. Tant'è vero che con ERA, per esempio, c'è sempre un tavolo aperto dove partecipo io e le altre 2 regionali, per poter proprio aiutare quelle pratiche, quelle buone pratiche che possano dare all'azienda un valore aggiunto e poi anche al cittadino un rapporto, diciamo, diretto e soddisfacente. Noi abbiamo i tavoli di conciliazione paritetica che saltano, no? Tutta la procedura burocratica della giustizia, cioè, perché ogni cittadino vorrebbe farsi come dire, giustizia da solo. Invece se trova come noi nella nostra associazione, noi facciamo da 2 a 4 corsi di formazione all'anno sia agli sportellisti, e poi ci avvaliamo anche, grazie al contributo della Camera di Commercio, in questo caso qua a Padova, ma in Regione con i contributi del Ministero dello Sviluppo, MIMI si chiama adesso, non Ministero dello Sviluppo, non vorrei che poi dopo mi mettessero ride il Presidente. Per fortuna allora, proprio in questo ambito noi sicuramente possiamo dare un valore anche a questa collaborazione, perché chiaramente io dico adesso la nuova giunta si è insediata da quanto? Da luglio, da inizio luglio. Da luglio, ecco. Già voglio dire, in 6 mesi, 7 mesi siamo riusciti a entrare, a farci mettere nel sito di Padova.net una pagina dedicata. L'assessore, siamo andati 2 volte, ecco, io ringrazio perché ce li ho tutti e 2 e glielo dico, tanto io non faccio sconti a nessuno, sono 2 persone del fare, con lui ci è bastata un paio d'ore e ci siamo capiti subito. Cos'è che posso fare per voi? Ci ha detto appena si è seduto. No? E io ho detto, noi vorremmo essere aiutati su questo, però noi possiamo dare anche questi tipi di intervento. Camera di Commercio, essendo io indegnamente ancora in consiglio camerale, subito anche con tutto, sia anche con i consiglieri che sono stati squisiti con l'associazione dei consumatori, perché sono rappresentativo però fino a un certo punto, c'è anche le priorità, però siamo stati ascoltati, siamo stati presi in considerazione, ci hanno stabilito anche il budget e che non è una cosa scontata, e ci hanno dato scontato. Quindi sta fortunata, diciamo, no, commistione tra persone, io sono uno, voi mi conoscete, sono uno del fare, non sto là tanto,
siamo andati, abbiamo creato questa struttura, io spero che anche con la Camera di Commercio, adesso che verranno fuori i risultati, ve lo dico già, che non saranno un po' sorprendenti, perché negli sportelli che abbiamo aperto, specialmente nella Bassa e nell'Alta Padovana, perché in città, bene o male, il malumore era di un certo livello, ma anche su certi argomenti precisi. Nella periferia invece sono sorte, diciamo, delle problematiche che dovremmo affrontare, ragazzi, perché le dobbiamo affrontare, sicuramente il Digital Divide mi dispiace per il Presidente Sant'Ocolo, la cyber security e anche l'alfabetizzazione digitale. È un nodo. Non dico rasoterra, però noi 30%. Speriamo, no, speriamo. Si vuole digitalizzare, non è che ancora l'ha fatto. Si vuole l'intenzione, è l'intenzione. Sì. Presidente, a questo proposito, voglio appunto capire il discorso della cyber security, però prima, questo modello che è stato trovato e quindi può essere mutuato a livello nazionale, perché qui stiamo parlando comunque in un livello territoriale abbastanza limitato. Io dico, se un altro livello regionale, magari lei mi dice sì, perché Treviso anziché Vicenza, questo adesso non lo so, me lo dice lei, ma poi anche a livello nazionale, perché sono cose molto importanti e siccome le associazioni dei consumatori, le entità comunali, le camere di commercio, è bene che riprendano sempre più una certa posizione che è stata, vabbè, non facciamo politica, defraudata. Ecco, esatto. Ma guardi, io lo dico sempre con grande soddisfazione, purtroppo nel momento tragico della pandemia il mondo delle imprese si è accorto dell'esistenza dei corpi intermedi. In quel momento, quando hanno avuto bisogno di avere informazioni, di avere supporto, di avere consulenza, hanno capito che dovevano andare nella loro associazione di categoria e alla Camera di Commercio, che poi bene o male le rappresenta tutte. E questo è stato questo è significativo, perché adesso il valore è compreso, perché adesso in passato quando dice Camera di Commercio devo pagare il balzello del diritto camerale. Ma parliamo solo della Camera di Padova, di questo balzello che noi prendiamo, il 78% viene reinvestito nel mondo delle imprese, il resto serve per sostenere i 100 dipendenti della Camera e ovviamente le società partecipate, eccetera. Quindi io credo che tutti in questo momento nessuno metta più in dubbio l'importanza di pagarlo, tant'è vero che siamo fra le regioni nella quale le imprese sono meno in mora nel pagamento del contributo camerale. E queste esperienze alcune sono nate proprio qui nella provincia di Padova e nel Veneto. Fra l'altro, come Camere di Commercio del Veneto noi ci coordiniamo molto attraverso l'Unione Camere regionale, quindi partiamo con dei progetti comuni, li portiamo avanti. Però le iniziative che nel mondo del commercio, nel mondo dell'e-commerce, quelle nel mondo del credito, sono iniziative che abbiamo fatto a livello nazionale. Adesso per esempio come Camera di Commercio del Veneto abbiamo messo, ogni Camera ha messo 500.000 euro e la Regione ha raddoppiato il contributo messo dalle Camere, per cui adesso c'è una disponibilità di quasi 5 milioni di euro che vengono messe a disposizione delle piccole imprese che intendono ricorrere all'autoconsumo, cioè che vogliono trasformarsi, utilizzare le nuove tecnologie per autoalimentarsi. Ma questo è un progetto che ci ascolta un imprenditore, un piccolo imprenditore, dice interessante questa cosa, sì. Come faccio ad accedere, ad avere conoscenze? Allora, basta consultare il sito della Camera dove queste iniziative sono già esposte. Ma sa che pochissime persone ho scoperto, anche imprenditori consultano il sito della Regione, il sito della Camera di Commercio, ma veramente pochi. Sì. Tante volte lo tiro fuori così, dico sì. Ah cos'è? Aspetta dimmi, ma dai trovo qualcosa, sembra scontato per voi, sì. Però in realtà dall'altra parte non è così. Sì, infatti il problema è che noi non possiamo fare pubblicità per queste cose, una delle assurdità è che le Camere di Commercio non possono andare sui giornali e dire, e pagando magari i giornali, guardate che se avete bisogno, noi non possiamo farlo, possiamo farlo solo attraverso le comunicazioni alle agenzie di stampa.
dove diciamo che ci sono queste iniziative. Se noi potessimo utilizzare anche il mondo della comunicazione, potremmo fare molto di più, perché la gente scoprirebbe, come ha scoperto adesso, che esistiamo, scoprirebbe che ci sono tante opportunità, perché poi noi l'abbiamo visto in quei pochi casi dove è capitata un'intervista, per esempio mia, oppure magari di un altro collega di un'associazione che ha parlato di quello che fa la Camera, automaticamente nello spazio di pochi giorni sono esplose immediatamente le richieste, le informazioni e anche soprattutto le richieste di contributi. Infatti, questo, no, perché far capire quanto è importante un'istituzione, per quanto intermedio cosa, ha un suo rilievo, ha un suo peso, dubbio, assolutamente, questo sì. Lo stesso vale anche per il comune comunque, perché c'è vero chi va a parlare con il sindaco, però non sono tantissimi, però sapere che il comune ha certe competenze, che sostiene certe iniziative è importante e non poco. Sì, noi abbiamo proprio la difficoltà di far arrivare a tutti gli interlocutori il messaggio, diciamo. A volte mettiamo a disposizione dei bandi, dei contributi anche noi come Comune di Padova, facciamo le nostre attività di comunicazione, ci facciamo aiutare da voi, televisioni locali, dalla stampa, utilizziamo i social network, strumenti possibili. Tutto. E poi quando chiude il bando arriva sempre qualcuno che dice ma non lo sapevo, se lo sapevo avrei fatto domanda anch'io, e ti dispiace perché magari ne aveva realmente bisogno. E, sì, bisogna che anche chi secondo me fa impresa si tenga soprattutto agganciato alle associazioni di categoria, perché è difficile per un imprenditore che si sveglia la mattina presto e va a dormire la sera stanco perché è stato tutto il giorno dietro a clienti, fornitori, cercare qual è l'aggiornamento nella pagina web della Camera di Commercio del Comune, ed è comprensibile. Per questo servono le associazioni di categoria, perché fanno quel lavoro che è importante per conto degli imprenditori che sono iscritti. E condivido, diciamo, l'analisi che ha fatto il Presidente. Anch'io ho notato durante la pandemia si è riscoperto molto il ruolo dei corpi intermedi, e il consiglio che noi diamo sempre, che anche quella quota di iscrizione che viene chiesta dalle associazioni di categoria è un investimento, perché poi la telefonata o la newsletter che ti avvisa di una cosa che ti serve e che tu come imprenditore non hai potuto notare arriva, e in questo senso quindi anche il Comune si appoggia molto a queste realtà per far arrivare le comunicazioni. Racconto un aneddoto. Noi qualche anno fa abbiamo deciso di semplificare quella che è il tributo sulla casa. C'era l'IMU e la Tasi una volta, poi abbiamo eliminato la Tasi e semplificato tutto solo con l'IMU. Abbiamo fatto conferenze stampa di tutto e alla fine di quell'anno comunque metà dei contribuenti hanno pagato una tassa che non esisteva più, che avevamo questa Tasi, per dire, se uno arriva al punto di pagare anche una tassa, che è la cosa che più dà fastidio di solito fare, non ha scoperto che non c'era più, questo ci fa capire quanto sia importante comunicare, utilizzare i corpi intermedi, perché da soli in questa società in cui siamo con 1000 informazioni che ci ruotano attorno, rischiamo di perderci le cose importanti. Presidente, un'altra cosa importante, quindi la digitalizzazione e ovviamente la cyber security, perché risulta sempre in primo piano. Ma ci sono progetti anche europei però da questo punto di vista, sì. Perché a proposito di non conoscenza, noi non siamo mai a conoscenza, accediamo pochissimo come Paese Italia ai progetti europei, ai finanziamenti. Senza dubbio. Ma allora Sergio Taurino parlava di questo digital divide che ancora adesso è molto forte. In realtà questo digital divide è duplice, perché da un lato c'è quello fisico-territoriale, cioè nella realtà noi siamo in una delle regioni più industrializzate d'Europa e siamo quelle che in certi casi hanno una rete di connettività che è più bassa di altre regioni italiane. Per esempio noi siamo molto meno ricchi da questo punto di vista rispetto a delle regioni che sono a vocazione agricola, non dico i nomi, eccetera. Non si capisce perché. Nel 2018 era stato varato un piano a livello nazionale da parte delle più importanti società di telecomunicazioni che entro il 2018, sbagliato era ancora prima, entro il 2018 tutto il Veneto doveva essere cablato. Non se ne sa niente. La Regione Veneto ha messo oltre 30 milioni di euro a supporto di queste attività, non se ne sa niente, siamo ancora allo stesso livello. E questo è il digital divide territoriale. Poi c'è quello formativo, cioè il fatto della conoscenza che non c'è.
da questo punto di vista, per cui questo spiega perché le truffe, le problematiche di sicurezza dei sistemi, delle infrastrutture delle aziende sono un bersaglio molto appetitoso. Esattamente. E dal punto di vista poi a livello europeo ci sono moltissime provvidenze proprio in questo settore, soprattutto nell'area della sicurezza dei sistemi, e soltanto che anche in questo caso come possiamo fare? Noi li aiutiamo anche noi come sistema delle associazioni e Camere di Commercio, perché avendo anche una sede a Bruxelles, la sede dell'Union Camere regionale, attraverso di quella riusciamo ad avere i canali giusti per informare i nostri associati, nel caso delle associazioni, e i nostri governati nel caso nostro, di queste iniziative, di queste opportunità che ci sono. I punti impresa digitale danno una mano anche a fare dei progetti per ottenere dei finanziamenti europei. Sì, assolutamente sì, in modo da poterli utilizzare, perché so che ci sono rivolte sia le aziende, perché facciano questo passo in avanti, però non sono stati utilizzati sufficientemente. No. E questo è un problema. In Italia? In Italia, l'Italia, infatti l'Italia. Sì. Anche il Veneto non è messo bene, perché in Italia ci sono regioni dove si sono mosse più scaltramente, e anche le associazioni di consumatori per far così che ci sono queste progettualità, per cui c'è un gap che va colmato. Sì, se posso dire due concetti. Innanzitutto in Veneto le associazioni dei consumatori, mi pregio anche di doverlo dire qua in diretta, sicuramente in Veneto le associazioni dei consumatori sono ben rappresentate e le strutture delle associazioni dei consumatori lavorano bene, hanno una territorialità abbastanza estesa, cioè almeno per le 3 più grandi associazioni, quelle che chiaramente vengono supportate anche dalle associazioni sindacali corrispondenti. Ma quello che diceva il Presidente Santocono chiaramente mi ha fatto il distinguo, ed è vero, digital divide, c'è anche il discorso, come dire, dell'infrastruttura che non viene, che non aiuta magari cosa qua non la sapevo questo processo. Livelli è sì, ne abbiamo parlato anche in Camera di Commercio un bel po' di volte e non se ne può fare niente, anni. cioè non avete titolo per alzare la mano e dire noi lo facciamo, poi essere ascoltati è un'altra cosa. Esatto. Sì, e per quanto riguarda proprio appunto questo tipo questo input che ci è stato dato anche da questa ultima esperienza di questo progetto, sicuramente ci vorrà un pochettino più di applicazione anche da parte nostra. Facciamo mea culpa su certe robe che anche noi ci dobbiamo adeguare. Per noi per esempio il momento del lockdown è stato una cesura. Proprio l'associazione dei consumatori da difesa è passata a orientamento, abbiamo dovuto riprogrammare tutto il nostro know-how, perché immagini che noi ancora avevamo lo sportello con lo sportellista che scriveva a mano, l'amanuense che scriveva il problema della persona. Abbiamo dovuto digitalizzarci, abbiamo dovuto fare tutta una serie di procedure eccetera. A livello nazionale devo dire che ancora siamo distanti dalla progettualità europea, mentre invece nel Veneto, o per la mia persona o per Giovanna Capuzzo della Federconsumatori o anche Davide Cecchinato di Adiconsum, ci stiamo avvicinando. Io sono sempre in contatto con il dottor Galleota per i progetti europei da cui attingo ancora quindi esperienza, know-how, sul pezzo. E anche con la Valentina Montesarchio, lì a Union Camere, eccetera, che ci stanno preparando e ci stanno istruendo per poter accedere come dire, a questi fondi europei che sono anche regionali se vogliamo, che non sono regionali, infatti. Nazionali, 5 nazioni eccetera, poi ci sono anche dei FESR abbastanza. Poi dopo interesseremo anche il Comune che ci darà anche il suo know-how, perché noi abbiamo bisogno, siamo volontari, per cui io penso che anche queste sinergie che abbiamo creato sicuramente ci porteranno verso anche una progettualità europea più allargata chiaramente, e dove gli attori non saranno più protagonisti dell'associazione Tizia, Caio eccetera, ma saranno sicuramente
di una serie di associazioni che siano ben strutturate, federate, eccetera, e che possano dare anche delle risposte molto, diciamo, molto più articolate di quelle che diamo adesso, che sono lo sportello, che siano anche... L'assessore Bressa è stato buono a dire: noi veicoliamo alle associazioni dei consumatori. Noi ci è arrivato lo tsunami perché quelli che arrivavano da noi erano arrabbiati come quello di ieri, di spettatori quando sono venuti in televisione. Cioè, voglio dire, c'è anche sicuramente, e l'ho detto anche in molte trasmissioni, che le associazioni dei consumatori fanno filtro, molto filtro sulla rabbia della gente, perché cerchiamo di calmarli, di trovargli la soluzione, eccetera. E per quanto riguarda il commercio, visto che l'assessore Bressa è tutela del consumatore, tutela, ricordiamo sempre tutela, lui ci sta tutelando, però noi sicuramente possiamo dire anche la nostra. Io sono anche in commissione prezzi a Padova, alla commissione prezzi, in questo periodo di inflazione. No, non parliamo di sé, parliamo di prezzi. No, per dirti, no, in questo periodo di inflazione facciamo sempre anche noi il filtro per poter riuscire anche ad essere operativi anche su tutti i campi del consumerismo, diciamo, di ogni giorno dei cittadini. Siamo in chiusura, Presidente, a lei una battuta, un auspicio oppure una battuta di chiusura relativamente a questo progetto, che insomma, che in questo modo si chiude, è un cappello, se avrà anche un proseguo oppure no, secondo lei? Beh, il mio auspicio è che come diciamo, la pandemia ha fatto sì che la gente riscoprisse i corpi intermedi, il mio auspicio è che adesso la gente abbia imparato a orientarsi attraverso queste entità che possono dare un certo tipo di informazione, che quindi questo progetto che hanno messo insieme le associazioni dei consumatori sia un progetto che raggiunga il massimo del successo, e io non ne dubito. Infatti speriamo bene. Una battuta anche a lei, Assessore, così chiudiamo. Sì, solo per confermare che c'è tutta la volontà anche da parte dell'amministrazione comunale di proseguire con questa collaborazione. L'idea forte è quella di mettere in campo un'alleanza a servizio dei cittadini, del loro orientamento, e per evitare che ci sia chi se ne approfitta in queste situazioni sulle spalle di chi invece ha bisogno di riuscire a chiudere i conti del mese senza troppi problemi. Assolutamente. Allora io ringrazio naturalmente per questo le tre associazioni di consumatori che sono stati artefici: Federconsumatori del Veneto, ADOC Veneto, Adiconsum del Veneto. Qui in presenza abbiamo Sergio Taurino, Presidente ADOC Veneto, grazie alla Camera di Commercio di Padova, abbiamo Antonio Santocono che ci ha onorato della sua presenza, sappiamo che è venuto a ritagliare, che non ha mai tempo, ma capiamo che ci fa sempre molto piacere come Presidente, e naturalmente l'assessore Antonio Bressa, che qui rappresenta l'associazione di consumatori per quel che riguarda il Comune, alle attività assessorato alle attività produttive. Grazie anche a lei. Grazie. A voi cari telespettatori non mi resta che ringraziarvi, chiudiamo questa puntata. La puntata la potete rivedere in replica anche nel nostro sito, la trovate anche su YouTube, ma poi soprattutto consultate, come suggerivano i nostri interlocutori, i nostri ospiti, i siti di questi corpi intermedi, delle associazioni di categoria, delle associazioni di consumatori, della Camera di Commercio. Ci sono grandi opportunità, è bene sempre conoscerle, dedicarci un po' di tempo, ma poi il giovamento è sicuramente certo e molto importante, più che mai in questi tempi non certo felici. Detto questo, buona serata, grazie ancora ai nostri ospiti e a voi di averci seguito.